Benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Come sempre di venerdì è la giornata che dedichiamo di default a cultura e spettacoli. Questa volta proprio nella seconda parte sarà con noi Davide Calabrese, collegato da Roma, beato lui, e invece nella prima parte siamo in compagnia di Marianna Cerboni, che è tornata a trovarci, con la quale parleremo d'arte, parleremo di 3 iniziative che la vedono coinvolta come organizzatrice, e insomma al solito. Tra l'altro però volevo incominciare, già che ci siamo, con ho letto sulla lettura del Corriere della Sera di questa settimana un bell'articolo, una bella considerazione piuttosto lunga, per dire la verità, di Mauro Kovačić, che ha visitato la Biennale d'arte di Venezia e ha contrapposto questa visita alla visita di un museo a Berlino, però non mi ricordo il nome del museo di Berlino. Lui diceva anche il museo di Berlino era un museo d'arte contemporanea, però un museo d'arte contemporanea già storica, quindi non propriamente non contemporanea. Lui sosteneva che le varie opere, molte delle opere esposte soprattutto a Venezia, si davano il compito di spiegare se stesse e il mondo, laddove la visita al Museo di Berlino, dove erano esposte delle opere che arrivavano fino al 2000, non si spiegavano o comunque lasciavano al visitatore il compito di spiegarsele. E diceva Kovačić, forse l'arte contemporanea deve consentirti di spiegarti da te le opere e non già spiegarsi. Ed era molto affascinante questa contrapposizione da un punto di vista puramente teorico, a chi ti trovi più vicino, insomma. Beh, dunque, avendo anche vissuto 20 anni a Venezia, io ho visto tantissime, frequentato, visitato tantissime biennali, e devo dire che le biennali veneziane solitamente si arrogano un po' questo compito, questo fine di spiegare il mondo. Talvolta in maniera molto efficace. Ricordo una biennale sarà di 18 anni fa, molto dedicata all'architettura e all'ambiente, in cui effettivamente ciò avveniva in modo efficace. Ma non sempre è così, e quindi se il fine è raggiunto, secondo me la Biennale offre un'interpretazione molto interessante del contemporaneo. Se però il fine, come talvolta accade, non è raggiunto, allora diventa stucchevole, diventa un po' problematico, e quindi in questo caso certamente il rivolgere l'attenzione, no? Puntare il faro su un'opera, che lasci libera l'interpretazione da parte del fruitore, in questo caso è una cosa molto utile, molto intelligente. Allora, già che parliamo di Venezia, sconvolgiamo quella benché minima scaletta che c'eravamo preparati, perché partiamo da una mostra. Abbiamo alcune immagini di queste mostre che la regia farà partire. Partiamo da Colussi, che con Venezia ha un rapporto anche struggente per certi aspetti, no? Sì, lui, pittore del mare, no? Dell'Adriatico, indubbiamente, adesso ecco qua, vediamo un'immagine magnifica che coglie uno dei momenti più belli di Venezia, che è il tramonto. Come stupende sono le albe e questo skyline così che lui sa definire, con questi controluce che sono molto interessanti e sono realistici, però con un tocco di lirismo. Devo dire la verità che delle volte è tale il realismo che quando ho visto le immagini, ma guarda, questa sarà una fotografia capitata là. Ora, forse non è nemmeno un complimento dire ad un autore
forse una fotografia. Però voglio dire, come dire, sei talmente dentro, coinvolgente da farti pensare che sia Reuter, per dire la verità. Ma è per questo che questo artista raccoglie continuamente consensi, sia a Trieste, dove appunto adesso c'è in mostra la Sala Xenia, una bella personale sua, molto ampia, con decine e decine di opere dedicate sia a Trieste che a Venezia, ma guardate questa, cioè, questa è l'isola di San Giorgio con questa luce improvvisa, no? Quasi luce improvvisa sulla chiesa, è così, è ineffabile. E poi devo dire che a me personalmente dà un senso di un po' di gioia e un po' di pace, danno un senso le sue opere. Ecco, quindi se avessi un centimetro quadro ancora libero nella mia mansarda me le appenderei. E questo invece qui siamo Trieste. A Trieste, perché poi lui spazia proprio tra Venezia e Trieste. Allora, io adesso non vorrei fare dei paragoni che insomma, potrebbero sembrare addirittura quasi offensivi, però voglio dire, forse perché Venezia, però si è quasi tentati ad avvicinare Colussi, come si chiama, a Canaletto. Per ovvi motivi. Per ovvi motivi, sì, ecco, certamente, poi dopo è logico, fatte le debite proporzioni, tutto quello che è. Però c'è questo, no? C'è anche questa visione di una Venezia che è tutto fuorché allusa, cioè quella è Venezia. Sì, e poi è anche una visione, pensavo a Canaletto, rigorosa, no? Rigorosa quanto quella di Canaletto. Sì, anche se qua ci sono, Canaletto disegnava molto, sì. Lui cioè i suoi disegni di Colussi non si vedono mai, ci sono solo i dipinti, però ecco, c'è questa affinità, questo rigore, questa precisione che rende anche opportuno il rapporto fra i due artisti. Gli artisti sono sempre affascinati, no, da Venezia, inutile. Chi non è affascinato da questa città meravigliosa? Io ci ho vissuto 20 anni e ho lasciato il cuore. Per me, io ho capito cos'è il Mal d'Africa dovendo lasciare Venezia. Ma è vero che è difficile viverci? Sì, è difficile viverci perché se per caso hai un ginocchio scassato è tutto un ponte, no? Sì. Se devi andare a fare la spesa, cioè oggi è impensabile, sarebbe impensabile, ma ti trascini, nonostante carrelli, cose varie, ti trascini dei pesi. Il clima è terribile, cioè d'estate è un umido ricco di zanzare che ti fa morire e d'inverno c'è un freddo umido pazzesco. Però quando d'inverno, per esempio, quelle poche volte che nevica, tu ti svegli, io mi svegliavo nella mia casetta con le travi antiche e nel silenzio più assoluto, ovattato dalla neve, e in lontananza sentivi qualche veneziano che passava e che diceva ciò, così. Quindi l'essere in un luogo estremamente umano, oltre che poetico e bellissimo. E poi Venezia è come, lo si è detto tante volte, insomma, è come un museo a cielo aperto, cioè tu sei continuamente in un'accademia di belle arti che ti affina. C'è una città, facciamo il discorso inverso per certi aspetti, perché vi sono delle città che l'arte ha raccontato alla grande. Venezia è una, Parigi è un'altra, se vogliamo Londra un po' meno, per dire la verità. Faccio un ragionamento un pochettino alla spanne. C'è una città che sembra quasi refrattaria ad essere mostrata dal mondo dell'arte? Ma dipende dall'occhio dell'artista, perché secondo me l'occhio di un artista che è sempre in qualche modo poetico può rendere bella anche Milton Keynes. Può rendere bello qualsiasi luogo, quindi questo è un po' opinabile. Certo che ci sono questi luoghi stupendi come Venezia che sono già talmente pregni di bellezza naturale e di armonia naturale e di bellezza costruita dall'uomo, sia architettonica
che proprio i dipinti, le opere d'arte. Io per esempio mi sono sposata a Venezia nella chiesa di Santo Stefano, in Campo Santo Stefano, e c'era Tiziano, cioè tra i quadri di Tiziano. Un giorno sono andata a fare una conferenza dietro la Fenice in un palazzo meraviglioso, anche lì, cioè i più grandi nomi dell'arte italiana antica ci facevano da cornice. Cioè è una cosa che è talmente eccelsa e stupefacente che poi non ti stanchi mai. Sì. Anzi, è per questo che prima parlavo di Mal d'Africa, cioè l'abbandonare, lasciare Venezia. Ci torni ogni tanto, sì. Ma non ci torno pochissimo, perché mi fa male tornarci. Capito. Sì, posso capire. Dunque, Colussi resta in Sala Xenia fino a quando? 19 di gennaio di questo mese. Quindi fate presto perché sì. così potete ammirare questi guai e soprattutto anche questo è splendido. Comunque con orario spezzato, ma ogni giorno, anche la domenica, le feste, eccetera, eccetera, c'è sempre. Dalla Sala Xenia, o Xenia credo, che in realtà ho i miei dubbi, però mi pare che fosse Xenia. Rimaniamo a Trieste, quindi sovvertiamo del tutto quel minimo di scaletta che avevamo fatto e andiamo, qui siamo al Magazzino 26, desumo? No, qui dici bene, perché Magazzino 26 2 anni fa avevo curato una grossa mostra su Rosignano, quindi chiaramente ci pensano, però in realtà saremo alla Tribbio da martedì 7 gennaio alle ore 18, inaugurazione, mostra che dura 10 giorni fino al 17 gennaio e che è una mostra voluta promossa insomma dal nipote di Livio Rosignano, Paolo, per ricordare l'artista a 100 anni dalla nascita, perché lui era nato nel 1924 in Istria. Che cosa c'è da scoprire ancora di Rosignano? La maestria di un artista, diciamo, porta sempre qualche sorpresa in più. Per esempio in questa mostra ci sono, nonostante io abbia visto tantissime opere di Rosignano, ci sono delle opere, alcune inedite, altre mai viste, mai esposte, che raccontano i suoi temi, la solitudine, i poveri cristi, il paesaggio con le reminiscenze istriane, ma anche il paesaggio reso umano dalla presenza proprio in uno ci sono due amanti, gli amanti di periferia, c'è una periferia con due amanti nel prato ed è un'immagine bellissima. Oppure l'arte del ritratto, per esempio, no? Oppure il vento, perché lui sapeva dipingere, infatti la mostra al Magazzino 26 l'avevo proprio intitolata Dipingere il vento, no? La Bora. Ecco, e quindi c'è una sorta di piccola antologica, piccola ma preziosa, perché sono una trentina di opere che raccontano dagli anni 50 fino al 2010 circa la sua attività. Lui è stato un grandissimo lavoratore, nonostante fosse un tipo un po' che amava anche la vita bohemienne, però lui è stato un gran lavoratore, ha fatto più di 3.500 dipinti, più di 17.000 tra disegni, incisioni, eccetera. Ci saranno anche le sue acqueforti, una serie di acqueforti molto raffinate, molto belle, tecnica a cui lui si era affezionato frequentando la scuola di Carlos Bisà, di cui poi era diventato amico, eccetera. Ci sarà anche un video in cui c'è l'artista che parla di se stesso e i suoi luoghi più amati, e quindi è una nuova visione sintetica di lui. Se non mi sbaglio, faccio mente locale proprio alla mostra che quella è la sala, come si chiama? Sala Fini, no? Se non mi sbaglio. Sì, Sala Fini. È anche come dire, è anche un autore molto più duro di quanto, cioè in alcuni casi logicamente, è un autore molto più duro di quanto si possa immaginare. Questo capita abbastanza spesso. Io ero a Roma a visitare la mostra di Botero e c'è una mostra colorativa dove c'è tutto il Botero che noi conosciamo.
E all'interno di questa mostra erano presenti alcuni quadri che raccontavano la Colombia, la Colombia dove lui era colombiano, no, colombiano, era Bogotà, Colombia, sì, la Colombia, sempre con i ciccioni, però di una durezza forse ancora più spaventosa, proprio perché raccontata attraverso questi personaggi che usualmente, come dire, ti portano gioia, trasmettono gioia, allegria, eccetera. Certo. E ogni tanto capitano che alcuni autori ti sorprendano con questi cambi di registro, se vogliamo. E come no, Rosignano è proprio nella poetica, nel raccontare la povera gente, i poveri cristi, è molto duro perché rappresenta un'umanità di derelitti, no? Di derelitti, e in ciò ricorda Bacon, Sutherland, no? Questi artisti. Hai citato quello che a me proprio non piace. Sì, non è che deve piacere, però è l'espressionismo, le fasce le frange più estreme dell'espressionismo, no? E quelle più dure. E quindi in lui, ma perché lui era anche per la vita che aveva fatto, lui era vissuto a San Giacomo nel Quadrilatero, no? Nel famoso in Vaticano, e mi raccontava che quando era bambino nelle sere d'inverno o di mattina bussava alla porta e c'era qualche poverello che chiedeva un pezzo di pane, cioè una cosa proprio, quindi la povertà lui l'ha vista, l'ha toccata con mano, e da sensibile l'ha espressa, no? Nelle sue opere. Rimarrà la mostra fino al 17, dura 10 giorni. 10 giorni, sì. Quindi anche lì dovete far presto. Approfondisco giusto un attimo una cosa che giustamente hai detto, e questo vale un po' per tutta l'arte, nel senso, appunto, l'artista non necessariamente deve piacere. No, non io può ho un rapporto con sempre. Bacon, cioè io capisco che proprio, come dire, fa apposta a sconvolgerti, eccetera. Con me ci riesce alla grande, insomma. Io in genere ho un senso di quasi di repulsione per i suoi quadri, però appunto il compito dell'artista non dovrebbe essere quello di piacere. Non necessariamente. Sì. Non necessariamente, anche perché appunto, come abbiamo visto anche con Rosignano, nell'arte contemporanea, insomma, quante manifestazioni ci sono di espressione di violenza, no? Di disagio, cioè l'arte racconta tante cose tragiche, come accadeva in maniera forse più composta nel passato. Però per esempio, ecco, mettiamo insieme, non è corretto nemmeno fare, però Bacon è uno, no? Freud è suo contemporaneo, credo forse anche suo amico, anche lui è disturbante come atmosfere, come colori, come tratti, eccetera, però meno rispetto a Bacon. Forse c'è anche una biografia che poi interviene in qualche modo, no? Beh, certo, anche questo conta, come dicevo appunto di Rosignano, anche altri artisti o per sensibilità o proprio per vita vissuta hanno frequentato e recepito atmosfere e situazioni molto, molto pesanti, e quindi chiaramente l'arte in qualche modo è liberatoria, lo si sa, e così gli artisti si liberano. Allora, l'ultimo di cui ci occupiamo era quello del quale avremmo dovuto occuparci all'inizio, ma insomma succede sempre così, ed è invece uno dei capitoli di arte del Friuli Venezia Giulia, in questo caso, no? Ospitati a Bruxelles. Così vedremo anche nelle immagini appunto anche l'esterno della sede di rappresentanza della regione a Bruxelles, che è un bellissimo palazzo, per dire la verità, che da parecchio tempo ospita anche momenti di arte. Sì, io qui avevo già dalla fine degli anni 90 in questa magnifica sede, che poi è una cosiddetta maison de maître, no? Cioè una casa, un edificio che è stato progettato da architetti di livello, casa di prestigio, casa padronale, chiamiamola,
e avevo presentato varie mostre, però con questo ciclo di mostre in cui si inserisce questa di Celiberti è stata aperta la palazzina dietro, l'Orangerie, che ha tre piani e che è veramente affascinante e lì io ho disposto le opere di Celiberti, che poi è stato, qui vediamo l'assessore Roberti, sì. no? Poi c'è anche più avanti il presidente dell'Ente Friuli del Mondo Franco Jacob, perché la mostra è sostenuta e promossa dalla regione ma anche con la coorganizzazione dell'Ente Friuli del Mondo. E insomma questa è stata un'inaugurazione frequentatissima, saranno state 150 persone, attratte anche dalle proiezioni di luce. Io ho voluto colorare questi edifici con quello che ho chiamato il rosso Celiberti, che si intravede, sì. no? È un rosso che lui in qualche modo empaticamente ha colto andando a vedere i campi di concentramento a Terezin, nella Cechia, campi dedicati ai bambini, dove sono morti migliaia e migliaia di bambini, ed ecco questo rosso Celiberti. E poi c'era anche la Youth Orchestra, European Youth Orchestra, diretta dal maestro Coretti Curet, che hanno interpretato delle musiche che avevamo scelto proprio per Celiberti, e quindi è stata veramente un grande successo dell'arte del Friuli Venezia Giulia a Bruxelles, devo aggiungere, questo è importantissimo, cioè con tanto pubblico straniero. C'era un cinese, c'erano tanti belgi, c'erano tedeschi, austriaci, cioè praghesi, c'era di tutto, cioè il mondo internazionale di Bruxelles ha potuto apprezzare l'arte della nostra regione. Che selezione hai fatto per questa mostra? Per questa mostra il concetto ecco qua, il maestro Coretti che dirige, il concetto è di creare una sorta di antologica attraverso un'ottantina di quadri, cioè raccontare le varie tematiche, le varie evoluzioni dell'arte del maestro, perché indubbiamente, come tutti i grandi artisti, lui non si è focalizzato su un tema o su uno stile. Abbiamo visto difatti che... E quindi ecco, per esempio in questa sala ci sono delle opere che lui ha dipinto proprio a Bruxelles in un periodo che aveva fatto da 24-25 anni, proprio di studio, aveva vinto una borsa di studio, era stato operativo a Bruxelles. Ci sono anche quadri di quell'epoca lì che sono figurativi, completamente diversi da questi per esempio che sono espressionisti o quasi cubisti, ecco. Quindi c'è un tutto Celiberti in sintesi attraverso 80 quadri. Sono anche sculture. Sì, questi sono due gatti che si abbracciano in bronzo. Lui ha una grande passione per gli animali, per cui poi ci sono degli uccelli, ci sono delle colombe che sono state appoggiate in vari luoghi. Ecco, questo è un bellissimo quadro che rappresenta Notre Dame a Parigi, per esempio, fatto anche in epoca giovanile, cioè non aveva neanche 30 anni, lui ha viaggiato moltissimo, Parigi, Bruxelles, America, insomma in giro per il mondo per conoscere e sperimentare. E questo si è conclusa? No, questa doveva chiudersi il 10 di gennaio, ma l'abbiamo prorogata fino alla fine di gennaio proprio per il grande... Per l'interesse che... Sì. E questa fa parte... Scusate, e quella è Bruxelles di nuovo, una piazza che non esiste più. Perché ci sarà l'Unione Europea probabilmente. Perché l'hanno distrutta, hanno fatto tutta una cosa nuova. Bruxelles, io ho visitato Bruxelles nell'87, sì. Poi ci sono tornato anni dopo e l'ho trovata abbastanza sconvolta però vabbè, insomma, del resto. No, volevo chiedere, questo fa parte di un progetto più ampio che continua? Sì, diciamo, è nato tanti anni fa da una mia idea e volontà. È stato in particolare nel 2024 raccolto dalla Regione e promosso, e c'è stata questa mostra all'Istituto Italiano di Cultura che ha coinvolto Leonor Fini, la Lupieri, altre, per portare l'avanguardia triestina a Bruxelles. E qui invece nella sede della Regione c'è stato Ferulio Zanussi prima di questo artista Celiberti, e vorrei continuare in questa sede e altrove a Bruxelles a portare avanti la conoscenza della nostra arte, che sta veramente riscuotendo grande successo. Ecco, molto spesso anche quando si parla dell'arte triestina si individua
l'arte triestina, diciamo, fino il grande periodo appunto dell'arte triestina, e ci si dimentica che esiste un'arte triestina moderna e contemporanea che deve essere valorizzata, forse non scoperta, però comunque resa più nota, ecco, insomma. Sì, sì, anche perché non lo è. A Bruxelles, nel centro d'Europa, non era per nulla conosciuta quest'arte contemporanea di cui o moderna di cui tu parli, e anche questa è stata un grande successo perché era un'arte di grande avanguardia. Faccio un esempio: insomma, in uno degli ultimi miei soggiorni a Bruxelles sono andata alla Fondazione Gagosian, che è nel viale delle Ambasciate, una villa degli anni 30 in stile razionalista molto interessante, che adesso è una fondazione, e lì c'era una mostra di Joseph e Annie Albers. Albers è stato un grande architetto collegato al Bauhaus, poi è dovuto scappare dal Bauhaus, è andato in America, eccetera. E Annie disegnava tessuti con grande successo, cioè sono due nomi internazionali. Vedo un tessuto di lana e fili di metallo. Aspetta che vado a vedere. Sì, guardo, ma ho detto, anni 60. E Anita Pittoni, che era una delle 5 artiste che ho esposto come emblema dell'avanguardia triestina all'Istituto Italiano di Cultura, faceva questi tessuti alla fine del 1920, tipo 28-29. Quindi qui c'era veramente a Trieste un'avanguardia che naturalmente si alimentava della centralità che aveva avuto Trieste per tanto tempo, che adesso ricomincia ad avere. Però sono cose che non si sanno. Sì, sì. Tant'è che una giornalista delle Libre Belgique, che è il Corriere della Sera in lingua francese, diciamo, del Belgio, è venuta a vedere questa mostra e ha dedicato una pagina intera alla mostra. Stupefatta, meravigliata, affascinata. E poi ci siamo parlate e mi ha detto, mi ha fatto venire una gran voglia di venire a Trieste, come al cinese Zhang, che era uno degli ospiti delle ultime mostre nella sede della regione. Lui mi ha scritto: verrò senz'altro a visitare la vostra splendida regione. Ed ecco il fine della mostra. Sì, perché poi è anche questo. Allora, ricapitoliamo gli appuntamenti. Dunque, adesso me li sono persi, sì, alla Sala Xenia c'è Colussi fino al 19 di gennaio. Al 19 di gennaio. Tutti i giorni. Alla Tribio parte il giorno 7 di gennaio e si conclude il 17, quindi sono soltanto 10 giorni, quindi dovete fare presto per andare a vedere questa antologica, chiamiamola. Sì, e il concetto è sempre quello. Okay. Voler dare un po' un'immagine completa della Rosignano, laddove chi invece volesse a Bruxelles, visto che c'è pure un aereo che porta... Sì, che veramente arrivi facile. Quindi volendo, poi Bruxelles, voglio dire, fatta la tara di quello che hanno combinato con i palazzi dell'Unione Europea, ma Bruxelles resta anche una città molto piacevole da vedere, molto particolare, eccetera. Quindi se volete sappiate che nel Palazzo della Regione a Bruxelles c'è questa mostra su Ciliberti, che rimane fino alla fine di tutto gennaio, fino al 31 gennaio, e devo dire questo appunto edificio magnifico, che è uno dei pochi rimasti antichi, perché appunto gli altri sono stati distrutti, è proprio a 2 passi dai palazzi dell'Unione Europea, quindi nel cuore europeo della città. Grazie a Marianna Cerboni per essere stata con noi, è sempre molto piacevole parlare con te. Dopo la pubblicità saremo in compagnia, si collegherà da Roma, di Davide Calabrese. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta. Incombe su di noi, collegato da Roma via Skype, Davide Calabrese, che ringrazio per essere appunto in nostra compagnia. Buon pomeriggio. Grazie a te, grazie all'albero di Natale che campeggia alle tue spalle. Grazie. Sì, grazie al tuo pullover che sembra un fango. Com'è?
color fango. Sì, sembra una roba strana da cui ti emerge la testa, ma insomma, vabbè, questi sono dettagli. Allora, intanto, ieri eravate su 9, Sì, come ieri Oblivion. eravamo sul 9 con Ti sfascio una canzone, che è uno spettacolo che abbiamo realizzato apposta per la prima serata del 9 e che insomma riassume tutto un po' l'opera oblivionesca, ecco, tutto lo scibile e siamo molto felici, è andato molto bene. E difatti è durato un'ora e mezza. Un po' meno, Pure un'ora e meno. 20. Sì, sì, i nostri spettacoli, come sai, da sempre durano un'ora e 20 più il bis. E ciò nonostante, ogni volta che vieni a vederli, ti lamenti sempre del fatto che tu avresti tagliato 10 minuti. Io taglierei di tutto 10 minuti, anche dei film di Billy Wilder, proprio per far capire che Wow. la mia, voglio dire, è proprio è una convinzione forte, eccetera. Che cos'è Beh, però, scusa se mi permetto, Churchill diceva che non esiste niente al mondo che non si possa discutere in maniera completa in al massimo 20 minuti. Figuriamoci, quindi per voi siete andati oltre di un'ora come minimo. No, che cos'è esattamente? Cioè, è un'antologica? Avete preparato qualche cosa di nuovo? Come vi siete mossi? Soprattutto, come avete concepito lo spettacolo per una realtà televisiva come la 9? Allora, lavorando sulla 9 da molti anni nel contenitore però chiamato OnlyFan, cioè il contenitore di comici, abbiamo visto che cosa la 9 spesso chiede al comico quando deve portare una trasmissione personale, insomma, e quindi generalmente Maurizio Battista porta ad esempio il suo spettacolo in teatro, Valentina Persi è uguale. E sotto questa traccia abbiamo ragionato e abbiamo portato delle canzoni e dei parlati divertenti, ecco, li definirei così. E infatti le canzoni erano intervallati da delle cose che tu detesti, che si chiamano aneddoti. No, dai, però di solito... Io amo gli Però, aneddoti. degli aneddoti divertenti veramente successi agli Oblivion e ovviamente una selezione dei brani più contemporanei, perché come sai purtroppo noi lavorando sulla parodia abbiamo materiali da consumare preferibilmente entro. È come gli yogurt. Ed ecco che insomma gran parte del nostro repertorio bravo, come gli yogurt, gran parte del nostro repertorio rimane in un cassetto proprio perché alle volte tocca delle canzoni che il pubblico non ricorda più. Ma questo però è interessante, ne accennavamo un attimo prima della diretta, no? Cioè il fatto che, se ho capito bene, non c'è più un immaginario collettivo così generalizzato dentro al quale poter pescare, mi pare di capire. Esattamente, la parodia e i parodisti lavorano sul condiviso, come ti dico spesso, mi è capitato di dirti spesso. Cioè, ma io ho capito questo, non è che tu me lo dici spesso perché io non ho capito. Lo so. No, mettevo le mani avanti perché sono uno che si ripete spesso e volentieri. Ah, figurati, nel caso nostro allora... Però invece stiamo vedendo che è molto complesso in questi ultimi tempi lavorare sulle parodie proprio per questo motivo, perché non esiste quasi più un patrimonio condiviso, ovvero sì. Oggi l'algoritmo sia in televisione sia nella musica, se si approccia a una delle piattaforme, fa in modo che la proposta sia sempre una proposta affine ai gusti personali. Ecco che se confrontiamo le nostre piattaforme TV, per esempio, vedremo una proposta di film completamente diversa per me e completamente diversa per te. A noi sembra Netflix generalizzato, ma non lo è. Ecco che sì. Oggi, per esempio, io ho la fortuna di lavorare in alcune strutture anche universitarie, quindi ho a che fare con dei ragazzi molto giovani ed ecco che vedo espertissimi di, come ti dicevo prima, musica coreana, espertissimi di stili di musica incredibile, dove ovviamente si cimentano e studiano a fondo, però non spaventarti, ma mi è capitato, insegnando mimo ad esempio alla BSMT, di chiedere
o di proporre Michael Jackson come punto di riferimento e vedere spesso domande molto incuriosite su chi fosse questo Michael Jackson. Non voglio assolutamente fare un giudizio di merito, ci sta, però questo ci fa capire molto, ci fa capire il fatto semplicemente che il condiviso, quello che per noi era il mainstream, oggi è più complesso da trovare. Che una volta era molto più semplice perché per tutta una serie di ragioni quelle erano le canzoni che si sentiva tutti, quelle erano le trasmissioni televisive che tutti quanti vedevano, cioè sì, effettivamente sì, su questo devo dire la verità, non è che ci avessi mai pensato, per dire la verità. Tra l'altro adesso mi veniva in mente, tu hai detto giustamente il mio Netflix è diverso dal tuo, io sarei terrorizzato da scoprire quello che può essere il Netflix di Berdini, per dire la verità. Perché... Certo, assolutamente. Io lo conosco un po' perché Berdini, devi sapere che negli ultimi anni si è dato molto da fare sull'horror, quindi il Netflix di Berdini è fatto da horror d'autore, li definisce lui, quindi ti invito ad invitarlo e a chiedergli di più. Temo l'elenco, per dire la verità, anche se devo dire la verità che l'horror è un genere che a me piace molto. Sembrerà strano, ma mi diverte, insomma, se devo essere sincero. Allora, ho scoperto, perché non lo immaginavo, ma non perché, proprio perché non avrei avuto minimamente idea, che uno dei tuoi film preferiti è La vita è meravigliosa. Sì, è vero, confermo. Non avrei mai pensato. E penso che sia stata per te anche adesso una bella soddisfazione aver tratto uno spettacolo teatrale da quel film, ed è uno spettacolo che penso ti abbia dato parecchie soddisfazioni, quello che ha aperto questa stagione della Contrada. Sì, mi ha dato moltissime soddisfazioni, sono felice che ne parliamo. La vita è meravigliosa è in assoluto uno dei miei film preferiti perché il viaggio nel tempo è sempre stato un dispositivo interessante, sia sì. in teatro sia nel cinema, perché poi dalla vita meravigliosa Spielberg prende Zemeckis, prende tutti i registi che hanno a che fare poi con i viaggi nel tempo, sì. Rubano a piene mani da quell'idea di Frank Capra, e da quel film quando Livia Amabilino mi ha chiesto di scrivere un nuovo spettacolo per il dialettale, ho attinto anche un sacco di cose che sentivo vive nella nostra città. Il discorso della partenza, che non si parte mai, no? Il protagonista deve sempre partire e non riesce mai ad andarsene, no? E che io chiamo semplicemente la sindrome del cavalcavia de Barcola, no? Che è sempre complesso andarsene da una città che propone così tanto, mari, monti, eccetera, no? Il cavalcavia resta un confine metaforico, meglio non dare. Quindi tu lo restringi, di solito i lupi di Duino veniva considerato, quindi adesso addirittura siamo già il cavalcavia de Barcola. Per me il cavalcavia di Barcola è il grosso problema. Una volta superato quello si diventa forestieri. Ma capisco, la nostra città è una città talmente bella che insomma si fa fatica a lasciarla. Ed ecco che ho improntato sulla falsariga di La vita è meravigliosa quello che è stato il nostro Angelo, sia per due motivi. Per il primo perché mi interessava vedere Ariella nella parte dell'angelo, Ariella Reggio, e il secondo motivo è proprio perché all'interno della vita è meravigliosa secondo me c'è una storia tanto italiana, ci sono una serie di componenti molto italiane, molto belle e perché no, triestine. Quali? Allora, Frank Capra tocca nel film tante volte anche l'aspetto religioso cattolico, sì. Se vogliamo, che all'interno del film però alle volte viene trattato in un modo molto pessimista. Se ci pensi, no? Anche quando all'inizio del film si dibattono fra Giuseppe e in qualche modo Dio, si dibattono il fatto di salvare George Bailey, in verità non gli danno mai una grossa opportunità all'angelo
a colui che dovrà ottenere le ali di fare successo. Ed è interessantissimo questa cosa, il fatto che nell'aldilà ci sia anche lì un organigramma, insomma, e in qualche modo delle caste dalle quali non si esce. L'angelo dice sempre: mi prendono in giro in ufficio, è possibile avere queste ali? Cioè comincia, dopo 250 anni che sono qua, le voci cominciano a girare, mi prendono in giro. È bellissimo immaginare il sistema del paradiso come un sistema fantoziano, no? Ho trovato, a proposito dell'italiano, ho provato proprio ho trovato continuamente all'interno del film questo fatto che alla fine la religione viene presa di mira e vista anche come qualcosa di non per forza risolutiva. Il film, se vuoi, ha anche dei lati molto pessimistici. Sì, ma difatti dicono che fosse un film che risentisse molto della guerra, no? E non piacque quando uscì per la prima, quando uscì nelle sale cinematografiche, non ebbe un grande successo. Poi dopo sembra, adesso però non vorrei andare troppo per prendere strade facili da intraprendere, sembra che lo status di classico gli sia derivato da quando una rete televisiva statunitense pensò di trasmetterlo sotto le feste. E sembra adesso, però non so, che da lì sia incominciata, diciamo, il culto, anche se il termine non è bellissimo, per questo film. No, è assolutamente andata così, Okay. Mi sono documentato anch'io e confermo, e questa cosa succede 25 anni dopo l'uscita del film. Addirittura? Quindi sì, in effetti è stato un flop da un punto di vista economico, tanto da segnare la carriera di DiCaprio. È vero, perché sì, questo sì, corretto. Dopo quel film la sua carriera fu abbastanza in discesa, o comunque non conobbe i trionfi precedenti. Sì, questo è vero. Questo è vero. Però per diventare un classico del Natale più ancora negli altri paesi rispetto a noi, che abbiamo altri classici come Una poltrona per due, sempre per altre ragioni, film che in altri paesi non è poi il film di Natale. Invece no, comunque lo spettacolo tuo è andato davvero molto, molto bene, poi anche se c'era Seguglia, quindi deve essere veramente bello come spettacolo, perché nemmeno lui è riuscito a... No, anzi... Però dobbiamo coinvolgerti in questo caso, perché Seguglia non fa altro che ripetermi ossessivamente, parliamo per gli spettatori di Giacomo Seguglia, un bravissimo attore triestino, non fa altro che ripetermi ogni volta che lo vedo che Umberto Bosazzi ha scritto benissimo di lui per una volta, e ha scritto benissimo di lui che faceva tanti personaggi, e Tite sa che Bosazzi odia quei che fa tanti personaggi. Questo ripete ossessivamente Seguglia. Ora, liberati da questo anatema in qualche modo. Sì, non so se... non mi pare, però vabbè, no, lasciamoglielo credere, perché così è contento, insomma. Senti, adesso voi come Oblivion siete in tournée di nuovo con Tutorial. Verissimo. E lo avete un po', non dico, cioè avete cambiato qualche cosa rispetto alla formula dello scorso anno? Cioè, posto che formula che vince non si cambia, però l'avete in qualche modo, avete cambiato qualche canzone, avete inserito qualche cosa o... Beh, purtroppo i nostri spettacoli sono sempre work in progress, parlando di attualità. Per esempio, noi, se ti ricordi, a un certo punto prendiamo in giro i Ferragnez, sì. Ferragni e Fedez, facendo i Togliottez, cioè Togliatti sì. e Nildeiotti. E li mettiamo dentro a questa sitcom. Ora, tutto quello che è successo dopo il Pandoro Gate dovevamo includerlo per forza di cose. A un certo punto ci siamo chiesti, e mo che si sono lasciati, che cosa dobbiamo fare? E quindi abbiamo rivisto quello, ovviamente, secondo tutto quello che è successo, dovevamo parlare di panettone. Poi abbiamo aggiunto ovviamente le nuove canzoni, e qui
Torniamo al discorso iniziale, quali sono le canzoni mainstream? Allora siamo andati dall'unica artista donna con 5 dischi di platino, che è Annalisa, e lì insomma si va abbastanza sul sicuro sul mainstream. Pensavo aveste messo i ricchi e poveri. Guarda, abbiamo aspettato, ma abbiamo aspettato con testa, perché adesso, dopo il numero di Capodanno, possiamo farlo proprio con tanto di insulti, tanto eccitato, e quindi lo faremo sicuramente. Introdurremo la bellissima gaffe di Angelo fatta a Capodanno. Senti un po', io ne discutevamo ieri con Franco Del Campo, quindi abbassiamo un po' il tono parlando dello stesso argomento con te, ma insomma io questo ho a disposizione e altro non posso pretendere. Inutile che ti scappicolli tanto per far vedere che hai capelli anche in cima. No, scusa, sto fermo. No, allora, su un tono leggermente più serio, no? Fino a qualche anno fa esisteva un approccio a determinati programmi televisivi, una critica televisiva che raccontava dei programmi nel loro, come posso dire, nel loro merito. Io sto rivedendo un vecchio quiz di Mike Bongiorno, mi sembra incredibile che ci fossero dei giornalisti che seguivano le puntate di questo quiz. Da qualche tempo a questa parte, soprattutto per i programmi del sabato sera, e soprattutto per un programma del sabato sera, programmi del sabato sera che, insomma, quantomeno per la collocazione dovrebbero ricordare i fasti di Studio 1, Mille Luci e avanti così. Di questi programmi si parla soltanto perché alcuni dei protagonisti fanno baruffa fra di loro, si stuzzicano, eccetera. E questo riguarda appunto il programma di punta, perché della rete generalista. Qualcuno potrebbe dire, riguarda tutto sommato, e anche questo è una parte del discorso, riguarda una minoranza, perché se vogliamo, una volta quando venivano fuori gli indici di ascolto dei programmi del sabato sera si parlava di 11 milioni, 10 milioni, eccetera. Adesso quando toccano 4 milioni sembra che sia tutto oro che cola. La mia domanda è questa: da un certo punto di vista, da un punto di vista più artistico, dove va la TV generalista se siamo costretti ad occuparci di programmi per questo tipo di problematiche, ma poi anche dal vostro punto di vista, perché voi anche la fate, che cos'è la televisione diventata? È ancora televisione oppure è soltanto televisore? Allora, giustamente abbassiamo il livello, come hai detto parlando con me, e le mie 2 reference per quel che riguarda i programmi televisivi sono quelli nei quali si trovano gli Oblivion, ossia Zelig su Canale 5 e OnlyFan sul 9. Sono 2 programmi che facciamo quasi in contemporanea. Ma OnlyFan non è anche altro? No, quello è con la A. Ah, Noi voi siete OnlyFan con la U. Ah, ok. Sì. Quell'altro si parla di trasmissioni televisive che hanno piedi, primi piani di caviglie, ecco, sono altre cose, te conterò. Però detto questo, torniamo ad abbassare, alzare nonostante tutto il livello già basso, e volevo, guarda, quando noi ci approcciamo alla televisione oggi abbiamo anche qui un approccio estremamente settoriale, perché ci sono 150.000 canali e ognuno va a cercare quello che più gli interessa. Quindi quando arriviamo in una trasmissione subito ci viene fornito il target di riferimento in maniera anche piuttosto barbara. Cioè questo programma, immaginatelo che va per una casalinga di 62 anni del centro-sud Italia. Ecco, dovete fare dei materiali per questo, e questo diventa veramente un benchmark da tenere in considerazione per ogni micro battuta che c'è.
E questo è un po' il loro pubblico che va tenuto e va alimentato. Per quel che riguarda invece la critica, che è il primo discorso che stavi facendo, ti cito una frase che ha scritto di noi Bolognini, grande giornalista di Repubblica, qualche settimana fa, a proposito di tutorial, ha intitolato l'articolo con "troppo colti per essere colti". No, troppo colti per essere colti. Ecco, quella ho chiusa e ho aperta. E quando abbiamo chiesto spiegazioni, lui ha detto: ma perché non fate una comicità un po' più semplice, un po' più pop? Questo fatto di non piegarvi e di proporre comunque qualcosa che ha bisogno di un lavoro da parte dello spettatore, non lo trovate un po' faticoso, o un boomerang? Noi onestamente abbiamo detto di no. E lui giustamente ci ha raccontato che questo però è quello che è stato un po' il problema della critica negli ultimi tempi, essendo che le piattaforme social hanno sdoganato il critico chiunque, perché chiunque guarda un film e scrive una sua critica, diceva quello che una volta era il critico, cioè Flaiano che scriveva sul giornale e le persone leggevano delle critiche di Flaiano con delle parole, degli aggettivi anche molto difficili da comprendere, però era quella l'idea di elevare. Oggi invece si ha una concorrenza spietata con i social, quindi il giornalista deve abbassare sia da un punto di vista stilistico che contenutistico. Allora lui si chiedeva: come devo abbassare io? Perché me lo chiedono. Voi a teatro perché non abbassate? E lui diceva che lui sosteneva forse col non verbale che questo nostro atteggiamento ci avrebbe portato via fan anziché aumentarli. Vabbè, questo è scritto su Repubblica? Sì. Vabbè, dissento completamente, ma insomma ciò spiega parecchie cose anche di Repubblica per certi aspetti, ma comunque, vabbè, insomma. È uno strano effetto con il quadro dietro, sembra che, non riesco a trovare, sembra che te ha un Cucugnieli in testa, poi quando rivedrai capirai, adesso come dire, la cornice del quadro fa uno strano, ma questo probabilmente è solo invidia per chi i capelli non li ha, insomma, per cui può essere questo. Ma però, per esempio, voglio dire, mi sembra abbastanza incredibile chiedere sarebbe come dire a Clint Eastwood: fa un film più veloce, non ha nessun senso. Può essere, forse Clint Eastwood alla sua età può permetterselo, però insomma noi proseguiamo quell'idea di teatro che era quello del gruppo della Rocca, che era quello di, mi ricordo Giovanni Boni, grande nostro, in verità di Bergamo, però abita in Friuli Venezia Giulia da tanti anni, ha lavorato con me per tanti anni, mi diceva: quando facevo parte del gruppo della Rocca noi portavamo Brecht nelle piazze, nei posti più lontani dal centro, proprio per abituare le persone a qualcosa che comunque può diventare popolare e può elevare. E la nostra missione era quella. Più la gente di fronte ci guardava con aria interrogativa e alla fine ci diceva: non ho capito molto ma mi è piaciuto, più la missione era giusta e centrata. Ecco, noi crediamo di portare avanti questo tipo di ideali. Faccio notare che parlando con Davide Calabrese nel giro di un minuto abbiamo parlato e di Clint Eastwood e di Bertolt Brecht, quindi penso che non avresti mai pensato di cominciare l'anno in un simile contesto, per dire la verità. Senti invece... No, se qualcuno ci chiede qualcosa a riguardo risponderemo che è un effetto straniante, che va sempre bene. Sì, che è stato doppiato dopo, potete anche... Ci abbiamo verso la conclusione, per mia gioia, e credo anche tua. No, parlando di film, mi hai scritto un gran bene di... come si chiama quello del mago di Oz? Si vede che io veramente non ce la faccio con quel film. Come si chiama? No, Velvet. No, si chiama Wicked. Wicked. Dicevi che sei rimasto soddisfatto, per dire la verità.
Beh, io sono rimasto molto soddisfatto e non credo di essere uno spettatore facile solo perché amo il musical, perché molto spesso quando vado a vedere i musical al cinema rimango molto deluso. Beh, sì. Mi è successo, credo, il 90% delle volte, mentre questa volta, devo dire, è stato fatto un lavoro, a mio avviso, strepitoso, perché hanno preso quello che è un musical teatrale e ne hanno, a parte che l'hanno diviso in due parti, Sì, quindi questo vedrai la prima non parte. l'hanno dilatato un po' troppo? No, secondo me è giusto perché tu vedi un film con delle canzoni, laddove Ho in capito, teatro c'è un musical. ho capito. Qui le canzoni non dico che quasi passano inosservate, ma sono davvero funzionali a portare avanti alcuni raccordi già completi da una sceneggiatura nuova, giusta e interessante. Poi per i fan di Frank Baum e i fan del Mago di Oz, del vecchio film con Judy Garland, che ricordiamo aveva 3 registi, se vuoi puoi raccontarla tutta. Cioè, troviamo 1000 riferimenti, perché Wicked si basa proprio sul come mai le scimmie sono alate, come mai uno diventa spaventapasseri, e questa è una delle idee più belle del film. Ovviamente dopo l'idea principale, che è la più bella, ossia la strega cattiva, in verità era la più buona di tutte nel pianeta. E non c'è alcun accenno a Over the Rainbow, spero. E invece c'è diverse volte, perché Steven Schwartz, quando ha composto la colonna sonora, compone questa canzone che si chiama Unlimited, che viene inserita all'interno come estratto in Defying Gravity, che è il brano principale, e si sente diverse volte nel film, e segue lo stesso salto di ottava di Somewhere Over the Rainbow, Beh, quindi se limita a quello, ecco, insomma. Unlimited è molto simile e ti torna all'orecchio. Sì, sì, no, Ecco, si limita a quello, però, spoilerò, vedrai sia Dorothy che i suoi compagni di viaggio fanno vedere tutto, perché il film nasce da quando la strega si liquefa, quindi nella fine del primo film. Si liquefa, proprio come Venom. Bravo, wow, che citazione. Vedi che guardo anche dei film, insomma, importanti come... Io ho alzato di bugger, ma tu hai schiacciato in un attimo. Questo si parla di pallavolo, ti stupisce, no? Che capisco anche questo. Su qua Tu non mi stupisci più. Cambia, anno nuovo, citazioni nuove, eccetera. No, purtroppo dobbiamo chiudere davvero. Mi dici, ma rapidamente, senza nemmeno spiegare, un film musicale che ti ha veramente deluso? Nine, con Daniel Day-Lewis. Sì, no, capisco perfettamente. Ma ne parliamo la volta successiva che ci vediamo o che ci incontriamo. Grazie a Davide Calabrese per essere stato con noi, buon lavoro, mi raccomando. Grazie a voi. Non ascoltate questo di Repubblica. Cos'è? Ah, saluti già, vuoi già andare via? No, sì. No. Saluto io con calma. Sveglia Trieste, no, questo non è Sveglia Trieste, questo in realtà è Trieste in diretta. Mi distrai, vedi? Trieste in diretta torna martedì della prossima settimana. Passate un buon weekend, grazie ancora a Davide Calabrese, arrivederci a tutti e buon proseguimento.